aver aderito all'invito del nostro centro culturale Sette Torri per il terzo millennio. Vi porto anche il saluto da parte dell'amministrazione. Stasera l'assessore Comuzzo ha avuto un impegno improvviso e quindi non può partecipare, e mi ha detto da parte sua di salutare, di portare il suo saluto dell'amministrazione comunale, alla quale noi ringraziamo sempre sentitamente. L'argomento di questa sera, l'avventura poetica friulana di Pasolini, e Pasolini lo conosciamo tutti, e quest'anno si celebra il centenario della sua nascita. Infatti è nato a Bologna il 5 marzo del 1922, per caso, perché naturalmente lui ha viaggiato su tutta l'Italia seguendo i suoi genitori. Casarsi è stata solamente l'ultima tappa del suo viaggio, e è morto a Roma il 2 novembre del 1975. È stato poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore drammaturgo italiano ed è sempre considerato attualmente ancora uno dei maggiori intellettuali italiani del Novecento. Culturalmente è stato, lo possiamo vedere, molto versatile, in quanto si è distinto in diversi campi, lasciando contributi anche come pittore, romanziere, linguista, traduttore, saggista, regista e quant'altro. È stato un attento osservatore dei cambiamenti della società italiana del dopoguerra sino alla metà degli anni 70, nonché figura a tratti controversa, suscitò spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi. Nessuno di noi si dimentica i suoi commenti nei casi di Dalle Giulia, quando ci sono stati gli incidenti tra studenti e poliziotti, e lui si schierò in quel caso dalla parte dei poliziotti perché provenivano dal proletariato. Appunto, i giudizi sono stati molto critici nei riguardi delle abitudini borghesi e della nascente società dei consumi, come nei confronti del 68 e dei suoi protagonisti. Ma quello di cui noi vogliamo parlare stasera è una parte, cioè la parte poetica e friulana in particolare. E quando comincia questa parte? Comincia dopo l'armistizio, quando fu chiamato alle armi, costretto ad arruolarsi a Pisa il 1 settembre del 43, una settimana dopo, l'8 settembre, disubbidì all'ordine di consegnare le armi ai tedeschi e riuscì a fuggire dalla deportazione travestito da contadino e a rifugiarsi a Casarsa. Lì c'erano alcuni giovani appassionati di poesia: Cesare Bortotto, Riccardo Castellani, Ovidio Colussi, Federico De Rocco e il cugino Domenico Naldini, con i quali fondò l'Accademiute di Lenga Furlana, che si proponeva di rivendicare l'uso letterario del friulano casarsese contro l'egemonia di quello udinese. Il nuovo gruppo si propose di pubblicare una rivista che fosse in grado di rivolgersi al pubblico del paese e allo stesso tempo promuovere la sua poetica. Il primo numero della rivista uscì nel maggio del 1944 col titolo Stroligut di Cada Laga, lunario di qua dall'acqua, il tagliamento. Nel frattempo la tranquillità di Casarsa era compromessa dai bombardamenti. E su questo Stroligut lui scrisse questa frase: nel nostro friulano noi troviamo una vivezza e una nudità e una cristianità che possono riscattarlo dalla sua sconfortante preistoria poetica. E a questo mi aggancio e lascio la parola a Roberto Iacovissi. Grazie, buonasera, benvenuti. È un piacere che per sentire parlare di Pasolini ci sia tanta gente, questo mi fa piacere. Probabilmente, siccome lui era una persona orgogliosa, farà piacere anche a lui. E speriamo che questa sera la mia esposizione sia per lui gradevole, nel senso che le cose che dirò siano cose che in qualche modo facciano effettivamente parte di quella che è stata la sua esperienza. Un'esperienza molto importante, direi che si tratta della seconda primavera della poesia friulana. La prima primavera della poesia friulana, o meglio l'origine della poesia friulana, la troveremo, come dirò dopo,
nel 300 e questa è stata effettivamente la primavera della poesia friulana, ma quella di Pasolini sarà la seconda primavera friulana. Venne poi la guerra, ha scritto in un suo saggio Giorgio Fazzin, e dopo per la cultura friulana sembrava giunto l'anno zero. Ma in realtà, come dicevo prima, la primavera non era lontana. Aveva ragione Giorgio Fazzin. Stava per arrivare Pierpaolo Pasolini, nato a Bologna, come ha detto prima Urbano, nel 22, quello che sarà l'innovatore che darà vita ad una nuova stagione della poesia friulana a cavallo dagli anni 40 e 50. Pasolini parlava così dei suoi esordi. Dal 37 al 42-43 vissi il grande periodo dell'ermetismo, studiando con lunghi all'università e vivendo ingenue relazioni letterarie con i miei coetanei che si interessavano di queste cose. Lui dice era un ragazzino precocemente universitario, ma non vissi quell'esperienza da apprendista, no? La vissi da iniziato. Bene, è nel 1942 che esce a sue spese, è un'esperienza che hanno fatto un po' tutti gli scrittori esordienti, il suo primo volumetto di versi in friulano. Si tratta appunto delle Poesie a Casarsa, che viene pubblicato dalla libreria bolognese Landi, e l'autore aveva, pensate, solo 20 anni. In realtà le poesie lui le aveva scritte prima, le aveva incominciate a scrivere 3 anni prima a Casarsa. A Casarsa era il paese della madre Susanna Colussi, dove lui scriveva, andava ogni estate nella povera villeggiatura presso i parenti. Il critico Gianfranco Contini, non a caso sul Giornale del Ticino, perché le direttive del Pulvarelli del 1938 avevano proibito con il fascismo di scrivere in dialetto nei giornali, e quindi il critico Contini nell'aprile del 1943 scrive una recensione a questo volumetto, scrivendo a proposito della lingua utilizzata che è la vera nobiltà di una lingua minore come il rumeno e il catalano, nella sua chiarezza e nel suo contorno e nella stessa appartenenza fonica. Probabilmente il libro che aveva offerto a Pasolini un modello per comporre anche graficamente la sua prima raccolta di poesie era un libro del poeta provenzale Pierre Vidal, 100 liriche provenzali, che era stato curato in italiano da Alberto Cavaliere, che andava per la maggiore presso gli studenti di filologia e romanza, e infatti Pasolini stava studiando filologia e romanza a Bologna, come lo stesso Pasolini. Ce lo spia l'epigrafe che Pasolini aveva messo nel suo libretto e che corrisponde, non a caso, ai primi 3 versi di una poesia di Pierre Vidal. Ve la leggo prima in provenzale, io non lo conosco il provenzale, quindi la traduco per coloro che come me non lo capiscono. A Balem tirvas melaire che venir della Provenza, tot quan de lì magenza. Col respiro colgo l'aria della Provenza, mi piace tutto quello che viene da questo paese. Anche il burbero Ercole Carletti, che allora era il segretario della Società Filologica Friulana, aveva accolto con interesse, ma anche con giudizio, l'esordio di questo poeta, scrivendo tra l'altro, e rigorosamente però in italiano, perché quella volta anche la Filologica scriveva in italiano, queste poesie, scritte nella parlata friulana d'oltre tagliamento, hanno destato in me sorpresa, compiacimento e curiosità. Suppongo l'autore assai giovane, e non sbagliava evidentemente, un ragazzo giovane e di tempera squisitamente emotiva che si studia di comunicare l'intima suggestione che lo domina nei suoi ricordi di infanzia. Beh, giovane, come ho detto prima, era Pasolini, era bravo ed era anche piuttosto orgoglioso. Comunque doveva farsi ancora un po' le ossa, tant'è che il Carletti, nel riconoscere il valore poetico delle giovani poesie, non mancava di sottolineare alcune osservazioni di carattere linguistico e formale. Del resto, accanto a poesie di valore come il Nini Moart, della quale parleremo più avanti, e il Me Donzel, non mancavano altre di minor valore come il Litanise dal Me Pare.
e un tanto riconosceva lo stesso Pasolini, scrivendo alla fine del suo libretto di aver adoperato un linguaggio che è quello dolcemente intriso di Veneto, che si parla a sinistra del tagliamento, con l'aggiunta di violenze che ho adoperato per costringerlo a un metro e a una dizione poetica. Evidentemente Pasolini già ci sapeva fare. Nella sua recensione pubblicata sulla rivista ufficiale della Filologica, Cefasto, nel numero 6 del 42, il Carletti si soffermava ad analizzare soprattutto due poesie, Per un ritorno al paese e Canto delle campane, Quanche la seres Lavinia li puntanis, il mio país di un colos marit. Io soy lontan, ricordi li sos ranis, la luna, il trist trimintulà dai ghilis. Sul rosari, pai pras a sins cumis. Io sei muerta al chianda li campanis. Forest, al medoz voilà sor il plan, non c'ha paura. Io sono spir d'amour, che la sottiera al torno di lontano. Era giustamente orgoglioso il giovane Pasolini, e quei commenti positivi, ce ne saranno anche di negativi naturalmente, lo inciteranno a proseguire per la strada iniziata. A Casarsa, dove si trasferisce dal 43 al 49, Pasolini diventa animatore di una sorta di cenacolo letterario di critici e di storici dell'arte che avevano a cuore la piccola patria friulana che dopo la caduta del fascismo si risvegliava dal suo sonno e cominciava a lottare per la sua autonomia politica e culturale. Pasolini entrerà anche nel movimento autonomista friulano del dopoguerra assieme al professor Daronco. Poi se ne andrà perché cercava di fare in modo che il Partito Comunista, al quale lui non era iscritto ma al quale in qualche maniera faceva riferimento, si interessasse dell'autonomia, ma in quel momento il Partito Comunista Italiano era tutto fuorché autonomista. Ben presto il Pasolini si trova a polemizzare contro la concezione vernacolare e imperante della poesia friulana e nell'agosto del 44, nell'Oscuroliu di quest'anno, lui praticamente comincia a prendere posizione proprio nei confronti di questa poesia e in questo Stroligut lui dà notizia, è una cosa abbastanza particolare, dell'avvenuta fondazione di una società poetica anti-zorutiana, SPA. Il poeta Pietro Zorutti e lo zorutismo poetico erano il bersaglio di questa società. Ma torniamo un momento al cenacolo, che viene istituzionalizzato con la fondazione dell'Accademiuta di Lingua Furlana, avvenuta a Versuta di Casarsa il 18 febbraio del 45 e di cui faranno parte, oltre a Pasolini, il cugino Naldini e tanti altri uomini di cultura che si erano riuniti attorno al leader pasoliniano, perché lui era effettivamente un leader. Il simbolo dell'Accademiuta era un cespo di dolcetta, ovvero in friulano ardielut, con la scritta «O Cristian Furlanut, plen di vecchia virtù». La lingua di questa accademia, si leggeva nello statuto, era il friulano occidentale, differente da quello che si potrebbe considerare la lingua friulana, lui diceva, se i suoi poeti non fossero soltanto dialettali. Alle fantasie letterarie di questi accademici non bastava la tradizione friulana, che aveva, sì, loro dicevano, qualche discreto poeta, ma era pur sempre di tradizione tutta vernacolare, soprattutto nell'Ottocento, con la muse matarane di Zorut. A questo punto ci conviene porre un esempio di questa poesia zorutiana. Si tratta di un pezzetto di una lunga poesia del poeta di Lonzano, assai nota, che si chiama La Plovisine. Plovisine, fine, fine, liserine, bagni, bagni, un fregenin, lord al puer contadin. Senza te non me ne nuie, bagni, bagni che la tuie, bagni, bagni che il radì, fin comò tignuta stic. Bagni lord al pueron, bagni il chiam dal galanton. Più che una poesia sembra quasi una litania. E allora dove avrebbero trovato la loro tradizione i poeti radunati attorno a Pasolini? Ma nel 300, dove la storia l'aveva a un certo punto disseccata.
in quella che io ho chiamato primavera cortese del Friuli. Quella primavera di lirica amorosa era sbocciata in Friuli sulle radici della poesia provenzale alla metà del Trecento, sulla spinta di 3 ballate, o come si chiamavano in provenzale canso, Piruc mio doc incolorit, Bielo dumlo di valor e La fur dal nestrichiam, che era la più licenziosa delle 3, piena di richiami impliciti ed espliciti di natura sessuale amorosa. I nostri autori, quando avevano letto queste poesie, non avevano dato importanza a questi versi. Pensate un po', ci vuole addirittura uno studioso finlandese, Albert Langford, per farci capire che si trattava di un momento importante per la poesia friulana nascente, all'interno della quale individuava una decisa influenza provenzale. Si trattava in sostanza di adesione dei nostri poeti ad una tradizione romanza, quella che veniva dalla lingua doc, dall'Occitania, ormai matura lingua di poesia. Non deve essere stato molto facile per quella poesia amorosa arrivare in Friuli, era una poesia profana e in Friuli c'era il patriarca che comandava, comunque c'è arrivata. Noi abbiamo le prove di questo arrivo nel Trecento, basta dire che per esempio la violenta morte di Gregorio, del patriarca Gregorio di Montelongo, del patriarca guelfo di lingua italiana, avvenuta nel 1296, fu commiserata da un autore ignoto proprio in lingua occitana. Diceva al primo verso: a sapo don tridare braire friolan il venezian dantor, car ben savon loro avversari che l'han perduto lo buon pastore. Possono gridare quanto vogliono e strepitare i friulani e coloro che vivono vicino, perché i loro avversari sanno che i friulani hanno perso un buon pastore. Similmente un suo collaboratore, che si chiamava Giovanni di Cuccagna, per lui quando è morto esiste un champlor, cioè un canto funebre, e guarda caso Pasolini in una delle sue poesie viene intitolata proprio champlor, cioè canto funebre, e anche questa è scritta in occitano. E a dire il vero, cosa ci fa nell'archivio capitolare di Udine un canzoniere con 2 canso e 2 versi del noto poeta provenzale Bernard Ventrador? Evidentemente la poesia occitana era arrivata fino da noi. Pierpaolo Pasolini, quindi, con la sua scelta, ritorna alle origini della poesia friulana, la cui primavera trecentesca può così continuare con lo stesso Pasolini a regalare ancora i suoi versi. Una tradizione da perseguire nella letteratura francese e in quella italiana, dicevano i poeti radunati attorno a Pasolini, che secondo loro comunque parebbe giunto alla saturazione, mentre la nostra lingua potrà avere ancora tutta la sua rustica e cristiana purezza. Questo era il programma. In reale ambito linguistico delle poesie a Casarsa non è però perfettamente casarese. È sufficiente la lettura di pochi brani di questa raccolta per incontrare, usati in maniera addirittura spregiudicata, elementi desunti da diverse varianti del friulano. Del resto Pasolini stesso, una volta stabilitosi in Friuli, aveva definito il suo friulano un curioso friulano che un'appassionata lettura del pirona, cioè del vocabolario friulano, aveva trasformato in casarese, in una specie di cognè, cioè di una lingua un po' troppo raffinata da una parte e un po' troppo candida dall'altra. Insomma, era una lingua nuova, era una lingua creata proprio da lui, innestata naturalmente sul casarese. È un dato acquisito dalla critica che la lingua di poesia casarsa sia, come ha scritto Franco Bervini, una squisita lingua letteraria che il giovane poeta filologo reinventava dall'esilio bolognese in una lingua inventata, lontana da quella reale e viva del paese materno. Una lingua rievocata a distanza e recuperata nella scrittura utilizzando appunto il vocabolario pirona e, come aveva scritto lui stesso, la lettura dei saggi ladini dell'Ascoli per il suo fantasma estetico degli antichi provenzali studiati a Bologna, con i quali si collegava.
Ma perché Pasolini avrebbe scelto proprio questa lingua per scrivere le sue poesie? Amedeo Giacomini, famoso filologo e scrittore, morto da non molti anni, aveva una sua precisa idea rispetto allo strumento linguistico scelto da Pasolini. Secondo Giacomini, il suo sarebbe stato un modo di rispondere alla necessità che i molti giovani scrittori italiani del dopoguerra sentivano di muovere gli schemi dell'ermetismo imperante, muovendosi però paradossalmente proprio al largo dell'ermetismo stesso, cercando di inverarsi in un codice linguistico altro. Ecco quindi la ricerca di questa nuova lingua, dove la parola, rifatta innocente, quindi nuova e pura, potesse acquistare una nuova semanticità, ovvero una nuova espressività. Detta dal grande Amedeo, la ipotesi si può anche accettare. Altri, un po' più maliziosamente, parlano di una scelta di consapevolezza e di orgoglio. Il casarese era stata una lingua sempre parlata, ma mai scritta, e questo l'aveva detto anche lui. E quindi praticamente Pasolini, utilizzando il casarese, sarebbe stato il primo a scrivere in questa lingua. Ma a completamento di quanto detto, ricordiamo che ci sono degli autori che sostengono una lettura psicanalitica delle poesie casaresi, ricordando che il friulano era la lingua della madre Susanna, che lui amava sopra ogni cosa, e questi sostengono che quella scelta sarebbe stata una sorta di regressione verso l'utero materno. Prendiamo tutte queste esperienze per quelle che sono, ognuno evidentemente poi, leggendo le poesie di Casarsa, si farà la sua idea. Dedica è il primo componimento di poesia a Casarsa. Fontane d'aghe dal me país, a noi aghi più freschi dal me país, fontane di rustica mondo. Questa dedica, in fondo, si può considerare come una ripresa del titolo Poesia a Casarsa, in cui la preposizione a oscilla ambiguamente tra due valori di localizzazione, potendosi intendere, quindi poesia a Casarsa, potendo intendersi come poesie scritte a Casarsa, quindi in questo paese, e come poesie dedicate a questo paese. Il primo di questi due valori di localizzazione lo troviamo specificato in quei 3 versi della poesia di Pierre Vidal che vi ho detto posti nel libretto di Pasolini. E non si tratta di un paese fisico evidentemente, ma di un paese dell'anima, ovvero evidentemente della Provenza. Le poesie a Casarsa quindi sono caratterizzate da un mito del rapporto del poeta con la sua terra romanza, che è la terra del sogno, e di quello con la terra del suo paese, che è Casarsa, che viene richiamato dalla metonimia, cioè dal cambio di significato dell'acqua che praticamente rappresenta per il poeta Casarsa. Alla Casarsa il poeta, attraverso l'acqua, offre queste sue poesie. Pertanto, dalla corrispondenza introdotta dall'epigrafe di cui parlavo prima, cioè quella di una Provenza dello spirito, si esce per entrare in quella più complessa della terra friulana come terra madre, cioè una zona, ricordando quanto dicevo prima di quegli autori che interpretano psicanaliticamente, di una zona uterina. E dobbiamo anche notare la netta contrapposizione tra quella che è la dedica reale del libro. A chi dedica il libro? In realtà lui lo dedica a mio padre. Per dire la verità, Pasolini aveva un bruttissimo rapporto con il padre, che lui antepone alla poesia, e qui c'è una contrapposizione con questa dedica, con la dedica conclusiva, che è la dedica alla madre, che viene intesa come la figura segreta del suo sentire poetico. Lui aveva scritto all'amico Luciano Serra, alla vigilia della pubblicazione di questa raccolta: io sono poeta per lei. Allora apriamo alla seconda poesia della raccolta, che ci viene incontro, ed è una piccola grande poesia, ed è quel minimo art di cui parlavo prima. Sera in barlumida tal fossal, a Creslaga,
una femmina plena chiamina balchiamo. Ti ricordi, Narcis, tu avevi il colore dalla sera, quando le campanis a suoni di morte. In questa poesia noi troviamo non poche immagini che costituiscono altrettanti motivi della poesia pasoliniana. Il titolo prima di tutto, ma anche il legame del Lili con la morte. Ed è il motivo della morte che ritornerà ancora in Narciso, che se fosse proprio il poeta potrebbe suggerire indirettamente la morte stessa, arrivando fino al di là da memoire che si può leggere in un'altra raccolta che si intitola Roma. Sicuramente Narcis è l'immagine di sé, Narciso, nella quale Pasolini pone la bellezza, la giovinezza, ma anche l'eros, cioè il peccato che porta alla morte. Tuttavia, nella prima terzina della poesia che abbiamo letto, il poeta pone la vita. E quale migliore immagine simbolica per rappresentarla compiutamente quella di una donna incinta e quella dell'acqua che cresce dentro un fosso. Insomma, ritorna l'eterno gioco della contrapposizione tra la vita e la morte. La vita e la morte sono una cosa sola, però nella cornice dei campi, dei fossi e delle campane del tuo paese, che raffigurano poeticamente un paesaggio che è certo quella dell'anima pasoliniana, ma a dire il vero anche quello umile e vero delle campagne della Bassa Friulana. Il giovane poeta, il Narcis, il fanciullo, ritorneranno più avanti e avranno, e vedremo il perché, le sembianze del vecchio frutto. Sono passati ormai 30 anni, ma quel vecchio frutto brama solo di tornare indietro per ritornare a essere il fanciullo di una volta, magari il figlio dei contadini di una terra silenziosa e vigorosa. Forse anche perché assieme a quel fanciullo potrebbe comparire la madre tanto amata e ogni sua comparsa sarebbe quella di una fanciulla, come si legge in Fiesta di Memoria Crista Frututa, in Alleluia, tomare, tal sorelli, a tornava frutta. Una sorta di madre fanciulla, quasi una sorta di vergine madre, che si rinviene spesso con il suo bambino abbandonato in grembo, come a suggerire l'immagine, dolorosa e dolce assieme, di una sorta di vesperbil poetico. È a un tempo la madre Madonna della Domenia Oliva e la frutta contum fimoir delle Chiampanes di Gloria, tutte poesie di Pasolini. Quelle di Pasolini sono immagini profonde, tutte riprese, secondo la lezione del Pascoli, della realtà locale. Per questo gli alberi sono quelli della Bassa Friulana, come le campane ed i lavori dei contadini. Di quella terra sono anche la frutta, come il persut crud, mangiato da un giovane contadino, e perfino gli uccelli, come vengono chiamati col loro nome, la sisila, il gardelin, il luiar, la checca, e anche i colombi, le palomas di lorchiana memoria. Nella sua poesia, insomma, si rinviene un lessico eletto in armonia con le movenze dell'ermetismo e col carattere mitico del Friuli sognato, ma senza cedimenti alla poesia dialettale tradizionale. Leggiamo, secondo il poeta, come vedeva questa sua poesia, che era una poesia ripiegata verso sé, con la sua forte soggettività e con la sua personale visione di un mondo, come scrive in Taltovoli. Io non sai di Crous, perduto la mia voce, sim dome la mia voce, chianti la mia voce, dando voce al figlio della neot di mai. Nonostante le radici europee del suo mondo formale, la poesia pasoliniana nasce da un legame profondo con la lingua friulana, con la terra friulana, con il suo mondo mitico e cristiano d'un tempo, perfino nel suo paesaggio misterioso e nei suoi gesti antichi degli uomini. Ma anche quando parla del contadino, delle sue fatiche e delle sue miserie, come in questa poesia, talvoli frugat, dentri denaret, di ruis insanganadis, il noiovum passat, madome eins scuris, e passion soteradis, tautin senza idis. Pasolini non dà la stura ad una chiusura sociale,
ma piuttosto ad una nota religiosa. Sembra quasi che tanto malessere esistenziale venga considerato da un punto di vista, se non completamente estetico, certamente estetizzante. E infatti nella sua poesia, assieme come la vivacità della giovinezza, è già presente, e l'abbiamo visto anche prima, il senso estetico del decadimento e del peccato. Voi è domenica, doman simum, voi mi vestis di seda di amor, chiantant al me spieli, chiantant mi peteni, al rit, al me buli, il diavolo pecchiador. Scrive nella poesia Lilitanese dal Bilfi. Il sentimento cristiano adombra questa poesia, ma dentro cresce, esplodendo nella seconda terzina, l'estetismo che nasce dalla contemplazione del sé, dalla vivacità dei sensi, della beatitudine, di un amore femico, narcisistico, che Pasolini canterà ancora, magari come in Laris, che si può leggere nella raccolta Poesie dimenticate. Riverdoglia Tomare, s'intarato in chimò, mei busson stallabri, chi ti hai dato nullare. Ah, Laris, duci doi, non eri al tascur dal prat, non robavi noi poi la ombrena dal sac. I conins a son restà senza erba stasera e i tuoi labri robas, bussi la prima stella. Canterà, si diceva, puramente sempre presente il senso del peccato. Sono forse questi i prodromi del trauma, dello scandalo e della successiva fuga dal Friuli, con l'inevitabile frantumarsi di quel sogno che aveva continuato a cercare nella immagine di quella terra tanto amata. Gaspard Denon il Mont è una poesia che si legge nella raccolta Tal cuor di un frutto ed è dedicata ai fratelli Bortolus, a Berto Pasù, a Pieri Querin, tutti immigrati in Australia, che hanno dismenteato i sosfiondis, zin Gaspard Denon il Mont, che anticipa poeticamente la fuga di Pasolini verso Pordenone e il mondo, la fuga che lo porterà fino a Roma. Il 28 gennaio del 1950 il cugino Nico Naldini accompagnava Pasolini e sua madre Susanna alla stazione di Casarsa. Era ancora notte, una notte fredda e piena di stelle, quando si salutarono nel buio. Se era una fuga quasi allegra, perché le preoccupazioni del poeta sembravano d'un tratto dimenticate o sospese nell'aria dell'inverno casarese. Ma quella partenza era anche il venir meno di antiche amicizie, di impegni, di entusiasmi, che per tanti anni avevano attraversato il cielo del Friuli, della piccola patria friulana. Meno dolorosa era stato invece l'addio agli amici più giovani, perché la meglio gioventù se n'era andata via da tempo per emigrare in chissà quali continenti, incamminandosi lungo i binari paralleli della ferrovia che vedeva in quella notte stellata madre e figlio, anche loro in viaggio verso Pordenone e il mondo. Arrivato a Roma, Pasolini dovrà rendersi conto che nonostante il suo tentativo di rivedere la sua poesia con i testi epici e lirici di parte del Testament Coran e del romancero, la sua poesia dialettale doveva trovare altre e nuove motivazioni. Basti rileggere i versi di Lusignuolo della Chiesa Cattolica, di Roma, di Diario, di Sonetto primaverile, per rendersi conto di queste nuove urgenze. Stavolta è un'urgenza di stampo surrealistico, cioè di agire sulla realtà attraverso la letteratura, un'urgenza che impone al poeta di cercare e che diventerà a un certo punto irrevocabile. Di questa nuova poesia friulana Pasolini ne comporrà l'immagine a guisa di una dolorosa condizione giovanile legata alla prima formulazione del suo mito vitalistico, di quel mito dell'innocenza del quale si è già detto. E proprio a questo proposito e all'interno di tale disegno interpretativo, negli ultimi anni della sua vita, la sua ostinazione diventerà sparimante. Pasolini, infatti, era ritornato al friulano negli ultimi anni della sua vita tormentata. Nel 73-74, un anno prima di morire, scrive una breve silloge di poesie italiane in friulano, che trattano di polemica politica e di attualità. In queste poesie il friulano torna a essere utilizzato come una lingua proletaria, ma l'uomo proletario non esiste più e il proletariato non è più una classe reale.
Forse, come ha scritto Renzi, è la lingua friulana ad essere di per sé una lingua di sentimenti proletari, o meglio ancora, lui dice, è la parte proletaria di Pasolini che parla con lui e con lui. È Pasolini che parla con se stesso, con la lingua della sua poesia. Altri invece sostengono che il ritorno di Pasolini al friulano presenta un sapore di nostalgia, perché assume un significato programmatico, regressivo e nostalgico. Resta il fatto che quando Pasolini torna al friulano la sua voce è cambiata. La riscrittura della Meglio Gioventù e di Tetro Entusiasmo documentano un'ideologia negativa, l'ideologia degli scritti corsari e di lettere luterane. Sostengono la tesi di un genocidio, della morte violenta del mondo contadino, di un mondo di creatività, anche linguistico, soffocato dalla civiltà dei consumi, vero e proprio autentico fascismo. Nel 1974 Pasolini descrive gran parte del suo canzoniere friulano. La Meglio Gioventù diventa la nuova gioventù e quindi si tratta per un verso di un disperato omaggio ad un mito ormai lontano, a quel Friuli felice e incontaminato della sua gioventù, ma dall'altro anche della constatazione della scomposizione, della scomparsa violenta di quello che è stato il suo mito. Nella riscrittura della Meglio Gioventù e in quella di Tetro Entusiasmo prevale la negazione. Lui scrive: un país non è un amor par nessun, mai nasciuto. Il mito è morto. Un mondo intero di sentimenti, di ragioni, di vita è finito per Pasolini. Forse in quella riscrittura Pasolini di proposito ha corrotto le sue poesie, o meglio l'idea che stava dietro loro, proprio come aveva fatto Francis Bacon, che di Papa Innocenzo X nel quadro di Velázquez lo aveva sfigurato con una orribile smorfia. L'intenzione infatti è proprio quella che Pasolini mette in bocca alla protagonista di Orgia: bisogna scandalizzare, tradire quel mondo, bisogna sporcarlo perché decada, perché muoia e non dia più rimorsi. E assieme al mito friulano Pasolini distrugge anche una parte di quello popolare. Amaro il suo congedo. Romai e si lontan salvar Friul e si sconoscius. Appare il tim dall'estero amor un mar lustri e muart. In tale luz la tua parte è finita, non è scurta al sen per tegnire la tua ombrena. E ora che il Friuli di Pasolini non c'è più, il poeta continua a cercare il nucleo di una umanità migliore, non intaccata dallo spirito borghese. Dove lo va a cercare? Lo cercherà a Napoli, dove Pasolini troverà una nuova fascinazione linguistica. Il mio sogno, gennarino, sarebbe di parlare napoletano. Premetto che non conosco molto Pasolini, ho letto qualcosa, non ho letto le sue poesie e ho ascoltato con molto piacere quello che lei ha detto stasera. Durante la sua esposizione mi sono venuti in mente un poeta e uno scrittore che non so per quale motivo mi sono associato a quello che lei stava dicendo di Pasolini. Uno mi pare che l'ho anche menzionato, Giovanni Pascoli. Sì. Giovanni Pascoli per l'attenzione al mondo di una volta, contadino, poi sì, il mondo contadino, il mondo locale, la natura, poi questa nostalgia, sì, la morte, sì. Cioè questi sentimenti molto intimi di cui Giovanni Pascoli è per me sì, il grande rappresentante. E il secondo è uno scrittore invece friulano, quando si parla del mondo contadino, Carlo Sgorlone. E se hanno avuto un rapporto i due, se si sono conosciuti, mi interesserebbe saperlo. Ma potrei dire che in realtà il mondo di Sgorlone era un mondo archetipo, perché Sgorlone aveva questa visione anche del mondo friulano, diciamo così, ed era una visione proprio di questi archetipi, di questi motivi di un tempo che andavano indietro
e che in qualche modo si rifacevano anche questi a dei miti, no? Perché in realtà se leggiamo alcuni libri, gli dei torneranno, vediamo in Sgorlone quello che cerca di recuperare questi archetipi, cioè questa idea di questi mondi, di questi personaggi che in qualche modo non ci sono più, che però lui dipinge anche in un certo modo, cioè li trasforma in qualche modo. Ma in realtà il mondo di Pasolini era diverso, cioè lui proprio era attaccato al mondo nel quale viveva e che viveva anche in termini, come dire, di riscatto, cioè per lui il mondo proletario, cioè lui identificava nel mondo contadino il mondo proletario. E infatti a un certo punto lui dice che questo mondo non esiste più, ma d'altra parte era vero, perché anche il Friuli non era più il mondo proletario, mentre invece Sgorlone, direi che la sua, diciamo, tentazione era una tentazione di tipo diverso. Sgorlone certamente non pensava a questo mondo come un mondo proletario, ma quasi come un mondo fantastico, ad una proiezione di questi archetipi di cui ti parlavo prima. Del resto Sgorlone ha scritto anche tantissimi altri romanzi che poi entrano diversamente. Certamente in qualche modo qualche corrispondenza c'è, ma direi abbastanza poco, anche perché poi per Pasolini come dire, c'era sempre davanti questa idea che era un'idea sociale e politica, perché per lui in qualche modo, pur muovendosi, come dicevo prima, nell'ambito della poesia romanza, pur avendo questo sogno, in realtà la sua poesia era una poesia sì di sentimenti, ma era anche una poesia che in qualche modo dava la stura degli elementi sociali. Non vedrei in Sgorlone, ecco, queste cose, no? Invece Pascoli sì, come ho detto anch'io, certamente Pasolini ha preso la lezione del Pascoli, soprattutto per quanto riguarda lo sguardo verso il mondo di ogni giorno, verso il piccolo mondo che era anche quello di Pasolini. Probabilmente lui questo mondo lo voleva, come la lingua, in qualche modo farlo diventare quasi ideale. È per quello che lui poi alla fine, quando si accorge che il Friuli non è quello dei suoi tempi, allora praticamente lo vuole distruggere, perché lui aveva creato un mito che però non c'era, l'aveva creato lui però il mito, perché se andiamo a vedere questi poveri contadini di cui lui parla in un certo modo, no? Non erano certo quelli che vivevano in un mondo come lui pensava, perché quando lui parla di questo contadino nel quale legge le rughe, eccetera, eccetera, io ho detto prima, lui non dà la stura ad un qualcosa di sociale, ma dà la stura a qualcosa di estetizzante, cioè vede il contadino, vede la faccia del contadino, certamente con le rughe, vede che lui non ha avuto delle giornate belle, vede che lui i suoi desideri, però in realtà rimane sulla facciata, non sta dietro, e quindi idealizza anche questa persona del contadino. In realtà però questo povero contadino molto probabilmente non stava al suo stesso livello, lui viveva in un altro livello, perché suo padre era un comandante il quale aveva girato un po' tutta l'Italia, e tant'è che lui, quando va a Casarsa a trovare la nonna e assieme con la mamma, lui vive in questo caseggiato dove si trova con questi ragazzi, i focolari si chiamavano, dai quali lui apprende molto per quanto riguarda la poesia, però nel senso che impara molte parole. Lui sente, un giorno racconta che si trovava sul balcone di casa sua, di questa povera casa, perché lui dice andavamo a fare queste povere vacanze a Casarsa, e lui si trovava sul balcone della sua abitazione, stava probabilmente dipingendo e sente che questi ragazzi dicono alcune parole, Alice, Rosada, e queste parole gli risuonano, ma in realtà sono parole comuni di ogni giorno che lui in qualche modo trasfigura, ma in realtà la realtà è ben diversa. Probabilmente Pasolini aveva sognato questa realtà che lui descriveva,
era attaccata a questa terra friulana, parlava degli alberi del Friuli, però in realtà non erano i suoi, era una dimensione un po' altra, era una dimensione del sogno. Come il sogno era la Provenza, anche il Friuli per me era una dimensione del sogno, anche se lui ci era dato molto da fare, perché aveva creato una scuola a Casarsa, a Versuta non c'era la scuola, lui aveva creato la scuola, aveva messo vicino dei ragazzi, insegnava a fare teatro, dove poi sono successe anche determinate cose, ma tutto era sospeso, secondo me era un discorso sospeso, lui viveva in un altro piano, si condivideva con questi ragazzi la loro, però lui era in un altro piano, il suo Friuli secondo me era un po' un Friuli di sogno, era un Friuli che lui aveva creato, come la lingua del resto, aveva creato una lingua che era la lingua della poesia e un po' aveva creato anche il Friuli con il quale lui cantava questa lingua. Questa è una mia ipotesi, è un po' una mia idea, anche perché, come dico prima, non trovo, trovo forse più Pasolini realistico nella seconda parte, quando lui distrugge questa idea, distrugge questo sogno, distrugge questo Friuli che non c'era mai stato, anche se lui ne aveva parlato, ma ne aveva parlato secondo me in modo fantastico. Era un Friuli che aveva sognato, ed ecco perché poi in quel congedo che vi ho letto alla fine in realtà c'è anche una forma di ritorsione quasi verso quel Friuli che non l'aveva capito, ma il Friuli non poteva capirlo perché era altro da quello che lui aveva scritto. Il Friuli era un povero Friuli di contadino analfabeta che non poteva capire quel Friuli che lui aveva dipinto, tant'è che a parte Carletti e pochi di loro, le poesie di Pasolini in Friuli avevano trovato un contrasto nettissimo, perché proprio non si riusciva a capire questa primavera che stava venendo fuori, non c'erano gli strumenti, il Friuli era diverso, non era il Friuli di Pasolini. Questa è un po' la mia sensazione, e quindi ecco perché lui alla fine, quando si trova a Roma, negli anni 73-74, quindi un anno prima di morire, lo distrugge, no? Quindi la meglio gioventù, che era la gioventù di una volta, diventa la nuova gioventù, perché adesso deve essere, e tant'è che, come ho detto prima, lui cerca un'avventura poetica proletaria, incontaminata, quindi ecco perché, quindi cerca qualche cosa che non esiste, un sogno, ecco perché si rivolge a Napoli e dice: il mio sogno gennarino sarebbe di parlare napoletano, però sostanzialmente di trovare una Napoli che magari non c'è, quella Napoli che va bene a te è una Napoli che tu sogni, che tu hai nella testa e che tu vuoi cantare, ma che in realtà non c'è, come non c'è quel Friuli che tu hai cantato, perché quel tuo Friuli era un Friuli che tu sognavi nel mentre lo vivevi. Il Friuli era un Friuli poetico, era un Friuli sognato, era un Friuli idealizzato, per quando lo raccontava, insomma. No? Devo dire che forse era il Friuli materno, il Friuli della madre, così come il friulano, la lingua friulana, la lingua materna. Ancora una volta torna questo rapporto. Infatti, come dicevo, forse la scuola psicanalitica è quella che ha più centrato, perché la lingua materna, lui scriveva in quella lingua lì perché era la lingua della madre, lui aveva un rapporto particolare con la madre, forse da lì era nato anche un certo tipo di comportamento, e infatti, come avevo detto, lui a Luciano Serra scrive: io scrivo per mia madre, perché lei è la mia musa ispiratrice. E forse quel ritorno nell'utero materno che alcuni critici dicono, in qualche modo è vero, lui in quel modo lì riusciva a rientrare nell'ultimo, che era quello che gli dava la sicurezza, perché sua madre per lui era tutto. Infatti la dedica vera nel suo libro Poesia a Casarsa è quella alla madre, non al padre. Il padre proprio lo odiava. Esattamente. Quindi è una lingua materna che poi naturalmente, attenzione, come dicevo prima, non era proprio la lingua di Casarsa, perché lui lo aveva scritto,
l'aveva tirata in qua, l'aveva tirata in là, e quindi con i suoi strumenti critici l'aveva fatta diventare una lingua molto più complessa. Non era il vero casarese, era una lingua della poesia, la base era casarese, ma in realtà l'aveva costruita lui, ecco. Non ci sono altri, non mi rimane che ringraziare Roberto Iacobi